sotto una buona stella, presidente. Da quando è uscito questo film il Napoli vince sempre, presidente, come vogliamo fare? Bellissimo, pure contro questo Sassuolo che all'andata ci fece penare. E adesso viva così 2-0 fuori casa, grande Napoli, gol questa volta di Zimari. E bravo Diego, bravo, e del nostro grande Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Insigne, che questa volta segna, fa un grande gol, presidente, complimenti. Vi ricordo sempre la musichetta, presidente, la dobbiamo sentire anche l'anno prossimo, dobbiamo entrare in UEFA Champions League dalla porta d'ingresso principale, non per i preliminari. E questo che faceva notare il mio Diego è il Sassuolino, che per fortuna non si è tolto Cannavaro, ma ci siamo tolti noi, presidenti, ci siamo tolti un grosso Sassuolino dalla scarpa, andando a vincere fuori casa 2-0, e potevamo anche fare la goleada, presidente. Ma vi devo dire la verità, io ovviamente non è che mi metto a parlare di cose tecniche, però voglio dirvi che mi è piaciuto molto come il Napoli ha affrontato questa gara con uno spirito combattivo contro una piccola, cosiddetta piccola, che però ci ha fatto prendere all'andata, ed ha vinto meritatissimamente, presidente, e mi ha fatto perdere la bolletta che avevo pronosticato 3-0 per il Napoli. Però fa nulla, va bene anche così, l'importante è che abbia anche perso la Fiorentina, ma noi guardiamo avanti, guardiamo la Roma, presidente. Questo Sassuolino, vedete, ce lo dobbiamo togliere anche con la Roma e soprattutto con la Juventus. A proposito di Juventus, Conte, Capello, vabbè, Conte che non regge il capello lo si sa. Questo è il famoso Sassuolino, e che questo è stato determinante per i gol che abbiamo fatto, ma anche per i gol che abbiamo mancato. Abbiamo mancato dei gol proprio per così, per un Sassuolino. È come dire che però quel Gulam, che è una rivelazione, questo Gulam che adesso è entrato nel cuore dei napoletani, ieri con quell'azione è andato sulla fascia a recuperare un pallone ormai perso, l'ha buttato al centro, all'improvviso è comparso Zimari che badabam ha buttato dentro quel pallone magico, presidente. Gulam, ma piace Gulam, presidente. A proposito di Gulam e dei difensori, volevo fare una cosa, presidente, volevo dire, siccome sto Gulam ci piace, ci sta piacendo, Gulam ci piace, ma forse è meglio che non lo vediamo più anche lui, presidente. Anche ce la facciamo, ci piace Gulam, non lo vediamo più anche lui. Stateci a sentire, presidente, una volta tanto state a sentire, a Gennaro, Luis Vinicio Bruno Paesaulo Esposito, detto Gennaro. Potete chiamare anche così, presidente, come mi chiamano i tifosi. E adesso andiamo in Galles a cercare di diciamo controbattere le mosse di questo Swansea, che in campionato è un po' così, diciamo, arranca nel suo campionato nella Premier League, e invece dobbiamo andare a sconfiggere nella sua casa, presidente. Dobbiamo vincere questo campionato, presidente. E come dobbiamo fare? Vincere contro lo Swansea, lo sa lei. E abbiamo vinto contro il Sassuolo facendo riposare, perché squalificati Caglion e Liller e anche Jorginho, che purtroppo non potrà giocare. Però, presidente, a me piacerebbe andare là a fare vincere contro questo Swansea. Che andiamo a fare? Andiamo a perdere il tempo. E quindi, presidente, forza Napoli anche con lo Swansea, e andiamoci a togliere il Sassuolino dalla scarpa anche in Premier League. Ciao presidente, forza Napoli!